Miguel diceva certe cose bisogna dirle in dialetto veneto e credo che il Corano è scritto in arabo, bisogna recitarlo in arabo. Così reagisce alla contestatissima legge cosiddetta anti-moschee la comunità islamica. Tra i punti consente ai sindaci di fare esplicita richiesta di preghiera in italiano. È una legge a favore dell'integrazione. Chi rispetta le regole si integra, chi è fuori dalle regole non si integra e non si è mai integrato. Vero è che il testo impone una serie di regole a tutti i luoghi di culto, dalla disponibilità di infrastrutture alla corretta destinazione dello stabile, che cioè non sia di fatto posto di preghiera, anche se registrato come sede di associazioni culturali, nota dolente soprattutto per i musulmani. Non cambierà nulla, aiuterà la clandestinità, aiuterà a essere nascoste, a pregare di nascosto, quello che noi abbiamo sempre evitato. La preghiera clandestina è presente oggi in Veneto e in Italia con lo status quo, con le leggi di oggi. Con queste leggi noi vogliamo aiutare le comunità islamiche ad uscire dalla clandestinità. Oggi sono clandestini, dopo questa legge non lo saranno più. Questa legge è un'arma di distrazione di massa, insomma, per Khashoggi, che poi lancia una provocazione molto pesante. Se noi andiamo a cercare irregolarità dentro le chiese o dentro le sinagoghe troviamo ben tante irregolarità.